Siamo con Michele Missinato, noto fotografo di Pordenone, che tutti conosceranno le sue belle foto, che però questa sera è qui e con il Panathlon per una cosa del tutto diversa e ce la facciamo spiegare da lui. Sì, siamo qui questa sera con la Panathlon per far vedere, far capire alla gente l'utilizzo dei droni, dei quadricotteri che noi usiamo in campo fotografico. Io come azienda fotografica, ditta fotografica, uso il quadricottero, il drone con 4 pale, 4 eliche, per fotografare qualche avvenimento, diciamo, si può dire qualche sciopero di Electrolux, qualche incidente, qualche incendio perché la fotografia viene fatta da terra di solito con la macchina fotografica. Da terra non si percepisce ancora il valore dell'immagine, non si capisce, nel senso non si riesce a capire. Al basso la fotografia ha un altro modo di vedere. Allora, con il drone si capisce la dinamica del fatto, l'incidente, l'incendio. Dunque il drone viene utilizzato negli incidenti, nei terremoti, nelle ricerche delle persone, hai capito? I droni servono più a questo. Io vorrei far vedere questa sera alla gente che è qui con noi, è una bella serata con la Panathlon, far vedere cosa può fare un drone con la telecamera e riprendere l'avvenimento, la serata con la gente, tutto qui. Siamo tutti qui curiosi di vederti all'opera. Bene, grazie.